Amici Goody, ce l'abbiamo fatta. Siamo appena arrivati a Lanzarote, siamo appena sbarcati in questo momento, volo Ryanair, abbiamo preso il taxi, ci ha portato qui, abbiamo lasciato i bagagli e ora non vediamo l'ora di buttarci in piscina. Anche perché questa zona sembra essere talmente ricca di pesci che pare si ritrovino anche in piscina. Andiamo a vedere se li troviamo. Ciao a tutti amici della Gudo Terror, finalmente le ferie sono arrivate e dopo tutta la pioggia che ci ha complicato questa strana estate 2014 abbiamo pensato bene di andare a cercarci il sole e soprattutto i pesci, altrove, verso lidi più propizi. Siamo a Lanzarote, l'isola più a nord-est dell'arcipelago delle Canarie, un posto meraviglioso e un vero e proprio paradiso per la pesca, sia da terra che da barca. Nel primo caso, più accessibile, nel secondo un po' più complicato, causa forti venti che caratterizzano queste zone. E qui siamo in oceano, con queste onde non si scherza. L'isola si presenta come una distesa desertica di sabbia e roccia vulcanica, alternata dai paesini molto caratteristici con casette tutte bianche. Devo dire che l'atmosfera è decisamente quieta e spagnoleggiante. Arriviamo a Porto del Carmen, dove abbiamo affittato un appartamento per una settimana, spendendo un'onesta cifra di 120 euro a persona. Ci è andata di lusso e abbiamo alloggiato in questo posto tipico e pittoresco con tanto di piscina. La nostra prima pescata la faremo girovagando per Lanzarote, praticamente alla secca. Per capirci, possibilità di cappotto al 99%, belle e abbondante. Bene, siamo arrivati al porto di Orzola, nel nord dell'isola di Lanzarote. Adesso prendiamo la barca e ci trasferiamo all'isola della Graziosa a pescare con l'amico Femes e l'amico Daniel, che sono due guide di pesca di qua, della zona, molto bravi, molto preparati e soprattutto molto simpatici. Andiamo là, vediamo cosa succede, abbiamo una jeep che ci aspetta, ci porta per le stradine che loro conoscono, che uno se va da solo non è così facile. Vediamo cosa succede.
Insomma, non posso lasciare da soli un attimo questi due bracconelli che subito me la combinano. Devo dire che vedere Capitan Sitch saltellare come una cavalletta sopra questi scogli è veramente raro. Di solito lo vediamo in pachidermico e religioso ozio, seduto sulla poltroncina della Gudobot e difficilmente si riesce a portarlo dove c'è da faticare. Ma che ci volete fare? Questa è la magia delle Canarie, dove anche i più pigri tirano fuori il meglio di sé. Il Sera che ha tirato fuori poi era davvero un bel pesciotto, ragazzi, uno di quelli che valgono un'intera vacanza. Ma non è mica finita qui, Tra un'onda e l'altra, tra una scogliera e l'altra, tra un pesce perso e uno slamato sotto riva, sia Mark che il Capitan Sitch hanno ancora tanta roba da farci vedere. Per cui, con estrema invidia, non posso far altro che gustarmi questo spettacolo targato Gudo Terror Pescatori Friulani Erranti. Come canne Mulinelli cosa ho utilizzato? Dobbiamo sicuramente mirare ad una canna potente, versatile e leggera se possibile. In questo caso mi sono portato dietro la mia amata Smith Seabass con un'azione abbastanza rigida e una grammatura che va dai 7 ai 40 grammi. Leggera ma comunque molto sicura, anche con prede insomma ragguardevoli. Mulinello Abu Garcia 4000, il Solon, un max drag di 14 libbre, siamo poco meno di 7 kg, cui bastano, dove abbiamo imbobinato un trecciato da 25 libbre, più o meno 250 metri, congiunto ad un terminale di circa 1 metro e fluorocarbon. Sono partito dallo 0,60 fino ad arrivare allo 0,44, che ho visto è più che sufficiente. Però i veri eroi sono loro, gli artificiali che ahimè abbiamo distrutto perché? Perché pescando molto in alto rispetto al livello del mare ed essendo tutta roccia vulcanica, quindi estremamente tagliente e ruvida, è inevitabile che nel recupero vadano a collidere o comunque a fregarsi contro queste rocce. Abbiamo rotto anche le palette, proprio inutilizzabili, li terremo per ricordo. Ami, montiamo un amo singolo sull'ordine dell'1-0 proprio per far fronte anche a questo problema
problema degli incagli, dei continui incagli, che con tutte le dovute precauzioni comunque ci accompagneranno per tutta la giornata. Split ring io ho usato i 70 libre per tenermi largo, ma in realtà potevamo usare tranquillamente anche i 50 o 40 libre. Come canna ho utilizzato la Lamiglas Kenai Spin con una potenza dalle 12 alle 30 libre e una grammatura 20-70, con un mulinello Penfirst 5000 con un max drag da 20 libre. Invece come fili, ring e ami utilizzati gli stessi di Capitan Sitch e girelle dell'ordine delle 70 libre. E bravi 2 braconelli che hanno fatto anche i compiti a casa. Vabbè dai, visto che siete stati bravi, vi meritate finalmente di andare a fare un po' della famosa pesca alla patata nella noce del Lanzarote. La vacanza è finita, c'è chi ha preso di più e c'è chi ha preso di meno. Ma un'altra super avventura targata Gudo Terror è stata portata a termine. Purtroppo però, alla fin della fiera bisogna tornare alla vita reale e posso solo tentare di capirli, per quanto duro possa essere stato per loro mollare tutto e tornare in Italia. Come ogni bella avventura, anche quella sull'isola di Lanzarote è arrivata al termine e salutiamo i nostri 2 intrepidi viaggiatori ricordandovi i prossimi appuntamenti targati Gudo Terror. Trote di montagna, una simpatica variante. Per questa pesca vacanza saremo in Alto Adige, visiteremo Borgusio, Malles, Glorenza e pescheremo in barba al brutto tempo, trote di montagna con una tecnica un po' improvvisata ma che ci ha riservato una piacevole sorpresa. Pescatori della domenica, una simpatica giornata di pesca autunnale in mare, da riva pescando a beach sledgering a Orate e Mormora, tante catture e autoironia per una bella pescata tra amici. Wild Carp, carpe in acque libere. La nostra avventura alla scoperta del carfishing, 4 grasse risate con dei veri e propri principianti all'opera, ma con tanta voglia di pescare e provare nuove tecniche. Ciao a tutti e alla prossima avventura targata Gudo Terror.